Paura questa mattina a Spresiano per un mezzo pesante carico di bombole che è uscito di strada andando a schiantarsi contro due colonnine del gas e dell'energia elettrica. Inaugurato oggi il nuovo park in via Lancieri di Novara a Treviso, una novantina di posti auto gratuiti appena fuori dalle mura. L'assessore De Checchi presso il nuovo piano parcheggi a Treviso. Maltrattamenti su un 85enne da parte del figlio che gli infliggeva anche scariche elettriche con il taser. L'uomo 50enne è stato condannato a 3 anni. Si chiama Comando nei quartieri, l'iniziativa del comune partita questa mattina da San Liberale. Sindaco e comandante dei vigili tra la gente per raccogliere istanze e segnalazioni. Lo scorso luglio il furto delle attrezzature dell'impianto audio alla sagra di Concio di Casale sul Sile. I carabinieri recuperano la refurtiva denunciata un 37enne. Hanno chiamato Antenna 3 per lanciare un appello all'amministrazione comunale: metta mano alla pista ciclabile lungo la Castellana. Una prima serata tutta dedicata al disastro del Vajont, quella di ieri alla nostra emittente, record di ascolti con i nostri documentari per raccontare la tragedia e non dimenticare le vittime. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali, la cronaca in primo piano perché c'è stata molta apprensione quest'oggi a Spresiano per un mezzo pesante carico di bombole che è uscito di strada andando a schiantarsi contro due colonnine del gas e dell'energia elettrica. Vediamo. Il camion col metano bastava qualche scintilla per creare una situazione alquanto pericolosa. Si è temuto il peggio e soprattutto si è dovuto intervenire con la massima cautela in zona industriale a Spresiano alle 11 del mattino, dove un tir carico di bombole è uscito di strada finendo contro una colonnina del gas e una cabina dell'Enel. I vigili del fuoco sono immediatamente arrivati sul posto con un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi. Questo è un intervento rilevante in quanto con il carico del camion di bombole, vari tipi di bombole, più c'è stata una rottura di una tubazione importante di gas metano nell'incidente che è successo, e quindi per forza di cose abbiamo usato parecchie squadre. È stato intercettato dai vigili del fuoco per tubazione e messo in sicurezza. Spaventato ma illeso il conducente del mezzo pesante. Le cause della sbandata sono ora al vaglio della polizia locale. L'allarme è rientrato un paio d'ore dopo, ma via Marmolada è rimasta chiusa fino al pomeriggio per mettere in sicurezza gli impianti danneggiati. Abbiamo subito messo in sicurezza la zona, chiaramente facendo deviare il traffico perché c'erano parecchi mezzi che confluivano verso le fabbriche che ci sono. Se ci fosse stato magari qualcuno sul marciapiede antistante o comunque anche nelle immediate vicinanze della recinzione poteva succedere qualcosa di peggio, sì, certo. A Treviso ora è stato inaugurato questa mattina il nuovo parcheggio in via Lancieri di Novara, 88 posti auto gratuiti appena fuori le mura, e l'assessore De Checchi annuncia presto il nuovo piano parcheggi della città di Treviso. La rivisitazione del piano parcheggi del comune di Treviso inizia anche da questi nuovi posti auto. Dopo 6 mesi di lavoro è stato inaugurato il parcheggio in via Lancieri da Novara. Per l'amministrazione comunale il futuro della sosta in città è chiaro: riuscire a garantire alla cittadinanza e ai turisti parcheggi facili da trovare e a costi sostenibili. Per questa giunta il piano ereditato dal sindaco Manildo è totalmente da rifare. È forte volontà di questa amministrazione sedersi con Parcheggi Italia, che andrà a gestire i 2 grandi interventi di parcheggi, per rivedere alcune di quelle condizioni che erano state stabilite dall'amministrazione Manildo. L'urgenza innanzitutto è discutere sul project financing che prevede il pattinodromo e il Cantarane, entrambi a pagamento con spesa pubblica e un saldo di parcheggi minore rispetto a quello che abbiamo attualmente. Quindi il primo passo è ridiscutere quel project financing laddove naturalmente ce ne fosse la disponibilità e la possibilità tecnica. L'incontro con Parcheggi Italia è in programma la settimana prossima. Il comune intende avviare una trattativa, anche se i margini di manovra sono compromessi dalle decisioni precedenti, secondo De Checchi. A mio modo di vedere mancano parcheggi,
manca una dislocazione corretta dei parcheggi e deve essere ripresa in mano anche la politica della tariffa dei parcheggi, che così com'è ha bisogno di essere rivista, perché non è più immaginabile mantenere gli stessi costi per gli stessi stalli durante tutta la settimana in maniera indiscriminata. Questi 88 nuovi posti auto, completamente gratuiti e vicini alla città, sono stati realizzati grazie a un investimento di Alto Trevigiano Servizi di 300.000 euro. Parcheggi nuovi, parcheggi innovativi. Assolutamente sì, quello di oggi è uno dei primi parcheggi che inauguriamo in sinergia con l'amministrazione comunale di Treviso, un parcheggio che potremmo definirlo un parcheggio con la P maiuscola sia dal punto di vista architettonico che soprattutto ambientale. È un parcheggio infatti che ha visto un occhio di riguardo a quella che è la piantumazione del verde, con piantumazione di siepi, grazie a cui superficie foliare è possibile assorbire molti inquinanti, nuove specie arboree, ma soprattutto ha visto la stesura di una particolare sostanza fotocatalitica che consentirà sia di giorno con la luce solare che di sera con quelle artificiali di ridurre le sostanze inquinanti presenti in atmosfera. Si chiama Comando nei quartieri, l'iniziativa del Comune di Treviso partita questa mattina dal quartiere di San Liberale. Sindaco e comandante dei vigili tra la gente per raccogliere istanze e segnalazioni. San Paolo non vimo Il sindaco Mario Conte e il comandante della polizia locale Andrea Gallo tra i cittadini di San Liberale, prima delle uscite che si svolgeranno settimanalmente nei mercati dei vari quartieri di Treviso, dove il primo cittadino e i vigili saranno a disposizione per segnalazioni o suggerimenti. È una cosa bellissima da fare, almeno così abbiamo qualcuno in cui rivolgersi se abbiamo bisogno. Siamo qui a San Liberale, la prossima settimana saremo a San Pelaio, a Santa Maria del Rovere e poi toccheremo tutti i quartieri. Vogliamo proprio portare il municipio nei quartieri, quindi un info point, un punto di raccolta di tutte le istanze, di tutte le paure, di tutte le idee, le proposte dei nostri cittadini per poi trasformarle in azione amministrativa. Questa è la continuazione dell'amministrazione Gentilini. Io voglio un sindaco piazzarotto che sia di giorno e di notte in mezzo al popolo, al mio popolo, su tutti i quartieri, per sentire le istanze. In mezz'ora di colloqui con i cittadini già una pagina interna di segnalazioni che poi gireremo a tutti gli uffici del comune, quindi non sono segnalazioni solo per la polizia locale ma di tutto il comune, quindi un'occasione per far parlare i cittadini e per raccogliere e registrare tutte le segnalazioni che loro ritengono importanti, che sono sicuramente importanti. Non è un problema da risolvere grande, però bisogna risolverlo, quando sono piccoli facciamoli subito, altrimenti quando vengono grandi che vuole pischei e più tempo. Furto alla sagra di Conscio. Lo scorso luglio alla festa della frazione di Casale sul Sile erano stati rubati un mixer, alcune tastiere e varie parti dell'impianto sonoro professionale per un valore di circa 5.000 euro. In seguito alle indagini dei carabinieri si è riusciti a recuperare la refurtiva trovata in casa di un 37enne trevigiano. L'uomo è stato denunciato per ricettazione, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. E da Treviso la storia di una serie di maltrattamenti su un 85enne da parte del figlio che, pensate, infliggeva all'anziano papà anche scariche elettriche, appunto con una pistola tipo taser. Vediamo. 50enne di Treviso, condannato a 3 anni di reclusione per aver maltrattato il padre 85enne arrivando a usare contro l'anziano genitore addirittura un taser, una pistola a scariche elettriche che infliggeva al pensionato sul viso e in testa, e poi le botte, i pugni, gli sputi e la violenza psicologica con continue offese, anni di vessazioni iniziate dopo la morte della madre, quando i 2 uomini sono rimasti soli. Il figlio ha iniziato a essere violento, arrivando a vere e proprie torture. Nel 2017 l'episodio più grave, l'anziano è stato spinto a terra, trascinato in bagno, preso per il collo, poi le scariche elettriche, malgrado le suppliche del genitore di smetterla. In pronto soccorso è stato chiaro ciò che era successo. L'85enne ha così deciso di denunciare il figlio, che è stato allontanato dalla casa familiare ed è finito poi a processo per maltrattamenti e condannato a 3 anni di reclusione.
Ed ora lo spazio dedicato a voi telespettatori, la nostra rubrica Lo dico ad Antenna. Contattarci è stato un residente di San Giuseppe a Treviso che a nome anche di molti altri concittadini lancia un appello all'amministrazione comunale affinché metta mano alla pista ciclabile lungo la Castellana. La sicurezza è la prima cosa che occorre fare. Luigino Zago, residente nel quartiere di San Giuseppe, ha chiesto l'intervento della nostra emittente perché da troppo tempo ormai si attende invano la messa in sicurezza della pista ciclabile lungo la Castellana nel tratto che collega Treviso a Paese. Il problema più grande è la ciclabile, non è in sicurezza e deve essere fatta la ciclabile a livello della strada, via il marciapiede, perché sono fatti 60 anni fa questi lavori e sono fatti in un modo che l'assessore Sandro ha visto con gli occhi suoi, ha detto è necessario rimuovere tutto il marciapiede, fare un muretto di 20 cm per 20, protezioni dalle strade. Lo spazio in cui sono costretti a correre i ciclisti è molto risicato e questo a fronte di un traffico invece intenso a tutte le ore. Guardi questi camion che passano, guarda, uno rimanda l'altro. Il signor Luigino racconta di aver già discusso del problema prima con il sindaco Giancarlo Gentilini, poi con Giovanni Manildo, ora con Mario Conte, ricevendo ogni volta rassicurazioni sull'interessamento del comune. Con le promesse non si fa niente. Signor sindaco, ci dica quando inizia i lavori. Ecco, se anche voi avete delle segnalazioni da fare alla nostra rubrica, lo dico ad Antenna, dedicata appunto a voi telespettatori, potete farlo contattandoci agli indirizzi che vedete in sovraimpressione. Redazione @antenna3.it è l'indirizzo per la mail, 0422 0230898 il numero della nostra segreteria telefonica se volete lasciare un messaggio vocale, mentre il 351 1755340 è il numero per i messaggi SMS o WhatsApp. €500.000 per una città a misura di anziano con i fondi in arrivo a Treviso dall'Europa. Anche se il titolo risulta ostico, age friendly, il significato è chiaro, amica degli anziani. È la Treviso che emerge dai progetti per il prossimo futuro. L'invecchiamento della popolazione è un dato di fatto e allora bisogna agire di conseguenza. Social housing, trasporti dedicati, inclusione sociale. Le parole d'ordine della terza età sono queste, ma hanno un costo che le magre casse comunali non riescono a soddisfare. Meglio bussare all'Europa, come ha fatto Treviso, capofila di una cordata di città dell'arco alpino, da Grenoble a Tubinga, aggiudicandosi un bando da €2.100.000, 500.000 dei quali destinati al capoluogo della Marca. Di fondi che andranno ad aiutare i nostri anziani, gli over 65, diciamo così, per quelle che sono le loro attività all'interno della città, che possono essere la mobilità o tutte attività correlate alla salute e all'invecchiamento attivo. È fatta di partecipazione, è fatta di co-housing, è fatta di stare insieme, cioè praticamente abbiamo girato quella parola che è solitudine, che è una società individuale, cercando di portarla nei borghi. Che la strada da percorrere per ottenere i fondi sia quella europea è dimostrato dai numeri. 21 i progetti presentati nell'ultimo anno, per un importo complessivo che frutterebbe al comune di Treviso una sorta di montepremi di €1,5 milioni. Risorse fresche, visti i bilanci del comune, dobbiamo reperirli dall'Europa. Questa è una frase fatta che si è sempre sentito dire e noi lo stiamo facendo in maniera molto positiva. Inizierà la prossima settimana un'attività di mappatura delle prese del servizio idrico che interesserà tutte le utenze del comune di Resana, mappatura promossa da ETRA. Viene effettuata nell'ambito delle consuete letture periodiche dei contatori e i medesimi addetti della ditta incaricata dell'esecuzione delle letture per conto di ETRA effettueranno la verifica del posizionamento dei pozzetti o delle nicchie dove trova alloggio il contatore per evitare qualsiasi tentativo di
di truffa, Etra fa sapere che gli addetti alle operazioni della ditta ATI Linea Verde Atena sono identificabili dal cartellino di riconoscimento. In caso di dubbi è a disposizione il numero verde gratuito per il servizio idrico 856 67 66, anche solo per una rapida verifica della persona che suona il campanello. I cittadini sono inoltre pregati di rendere i pozzetti il più possibile accessibili dagli operatori. Ci fermiamo ora per la pubblicità. A tra poco. Rieccoci in studio con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Record di ascolti ieri sera su Antenna 3, che ha dedicato la prima serata alla trasmissione di 2 documentari sulla tragedia del 9 ottobre del 1963. Quest'onda ha investito direttamente Longarone, spazzando Longarone, Pirago, Rivalta. Ecco, una parte di essa si è aperta verso nord, spazzando via la parte più periferica, più verso il Piave del paese di Codissago e naturalmente spazzando via la zona di Malcolm. E un'altra parte invece ha trovato sfogo libero verso il letto, verso Belluno, verso la Val Belluna, sul letto del Piave. Il boato è l'onda che spazza via tutto, portando con sé 1910 vite di uomini, donne, bambini. Un ricordo indelebile nella memoria di chi ha vissuto la tragedia del Vajont sulla propria pelle o attraverso il racconto o le immagini che anche dopo 56 anni non smettono di commuovere e di indignare. Il dramma del Vajont attraverso gli occhi, i ricordi, le lacrime e la rabbia di chi ha vissuto quella notte è stato un successo di ascolti, la serata che Antenna 3 ha voluto dedicare all'anniversario di quella tragica notte, trasmettendo 2 documentari su una delle più grandi sciagure causate dall'uomo. Oltre 150.000 persone che si sono fermate a guardare Antenna 3 a testimonianza di quanto il ricordo di quella tragedia, come la volontà di non dimenticare e di saperne di più, sia ancora vivo tra i veneti. Ponemmo tutti i morti, erano 77, nelle bare, non chiudendo completamente il coperchio affinché si vedesse la faccia. 22:39 del 9 ottobre 1963, le lancette dell'orologio sono ferme lì, soprattutto per chi, anche se era solo un bimbo, è scampato per caso a quella tragedia immensa. In pratica io poi mi sono trovata sottoterra, ho fatto 350 metri di linea d'aria di volo, ero totalmente sottoterra, avevo fuori un piede e una mano solo. Quindi tu eri nel tuo letto, ma con l'arrivo dell'ondata hai fatto 350 metri. Sì, anche di più tenendo conto, però insomma... Quindi da casa fino a vicino alla scuola, se non ricordo male. Sì, al di là della scuola, dove c'era uno spiazzo, dove i bambini giocavano a calcio e così, e quei 30 bambini che ci siamo salvati quella notte sono stati trovati lì, la maggior parte sono stati trovati lì. Il trio nazionale della Repubblica del Kazakistan ieri sera si è esibito a San Biagio di Callalta in una serata emozionante che ha visto protagonista anche la nostra emittente. Nel corso della serata, organizzata dagli amici della musica Euterp, è stato infatti conferito il premio 2019 delle eccellenze musicali ad Antenna 3 per i 40 anni di attività al servizio dei cittadini. Il forte trio, composto da violino, violoncello e pianoforte, vincitore di diversi concorsi nazionali ed internazionali. E a proposito dei 40 anni di storia della nostra emittente, vi ricordo che torna come sempre domani sera 40, l'appuntamento appunto con le interviste, l'archivio storico di Antenna 3. Vediamo un anticipo della puntata di domani nel prossimo servizio. Condanna tutti gli imputati a solido 3 euro al risarcimento del danno da liquidare in separato giudizio in favore delle parti civili. È la lettura della sentenza del processo per la rapina alla gioielleria Giraldo, fatta dai nuclei di azione rivoluzionaria guidati da Giusva Fioravanti e Francesca Mambro. È la Treviso degli anni '80 che si confronta anche con le Brigate Rosse, che in questo palazzo Assilea aveva uno dei suoi covi.
Fatti di cronaca nera e giudiziaria, ma anche la riforma della giustizia annunciata dal governo per fine anno, che commenteremo con uno dei volti storici dell'avvocatura trevigiana, Luigi Fadalti, che proprio dagli anni '80 iniziò da praticante la professione nelle aule quando il tribunale era in Piazza Duomo a Treviso. Un comizio di Giorgio Almirante in una piazza dei signori per le parlamentari del 1980. Ci sarà anche la politica di ieri e di oggi, con il taglio dei parlamentari nella scaletta di 40 in onda venerdì sera dalle 21:15. Ne discuteremo con due volti indimenticabili della democrazia cristiana, Vittorio Zanini e Armando Alfieri, con i quali ricorderemo anche l'ultima giunta Mazzarolli e l'apertura del primo governo cittadino senza l'ADC, quando il sindaco lo eleggevano i partiti e non i cittadini. Rivedremo anche i volti del funerale di Antonio Bisaglia, che già negli anni 50 parlava di autonomia politica ed economica della nostra regione, con l'idea di una DC veneta distinta dalle correnti romane. Infine sentiremo i commenti di un giovane sindaco per dei progetti che avrebbero sconvolto il territorio oggi patrimonio UNESCO. La diga sul Piave di Falzè, che avrebbe cancellato Sernaglia, commentata dal primo cittadino di Farra, che racconterà anche le ultime fasi dell'accordo sull'area industriale che ha bloccato per anni l'attività del comune e che nel 1990 è stata al centro di un furioso incendio. Intanto proseguono le indagini sulle cause dell'incendio, che ha procurato danni per circa 800 milioni di lire. Alcuni contadini della zona, detta il Patean, hanno infatti rilevato che già dalle prime ore del pomeriggio era stato notato un denso fumo levarsi dal capannone. Tutto questo venerdì sera dalle 21:15 su Antena 3 per la nuova puntata di 40. Vedere il nostro passato per capire il futuro. Affrontando i problemi del risanamento finanziario dello Stato per ridare all'economia gli strumenti, i mezzi finanziari di investimento, di ammodernamento e quindi di riassorbimento della disoccupazione. Ed ora la pagina con le notizie da Belluno e provincia. È scattata alle 13 di oggi in via Giorgetti a Belluno la disinfestazione dalle zanzare ordinata dal sindaco in seguito all'accertamento di un caso di dengue contratta da un bellunese durante un viaggio all'estero. Porte e finestre chiuse e sospensioni dei condizionatori per il ricambio dell'aria. In via Giorgetti a Belluno dalle 13 è scattata la disinfestazione ordinata dal sindaco Massaro in seguito all'accertamento di un caso di febbre dengue, una malattia tropicale piuttosto seria contratta da una bellunese colpita dal virus trasmesso dalla zanzara tigre. La giovane ha manifestato i primi malesseri al rientro da un viaggio all'estero. L'infezione scoperta precocemente ha consentito ai sanitari del reparto di malattie infettive del San Martino di attivare procedure e cure del caso. Pur se viene esclusa ogni possibilità di contagio, la normativa prevede che il Comune provveda immediatamente a eliminare ogni probabile rischio, ancorché remoto, nelle zone montane. Noi non abbiamo a Belluno zanzare infette, ma poiché potrebbe capitare che una zanzara punga una persona infetta e poi a sua volta vada a pungere altre persone, abbiamo attuato tutte le procedure che sono previste in questo caso specifico. La disinfestazione per ciò riguarda via Giorgetti a Baldenic per un'area di 100 metri viene eseguita in prima battuta con trattamenti larvicidi. Significa che verranno gli addetti di questa ditta specializzata in tutte queste abitazioni a bussare e a chiedere se ci sono appunto cortili, orti eccetera, perché dovranno effettuare un'attività di disinfestazione contro le larve. Successivamente la ditta specializzata incaricata dall'ULSS eseguirà un trattamento di disinfestazione adulticida contro le zanzare che risulterà più impattante dalle 23 del 10 ottobre alle 6 dell'11 e dalle 23 di venerdì alle 6 di sabato. Si raccomanda di mantenere le porte e le finestre ben chiuse perché sono trattamenti ovviamente tossici. Se qualcuno ha orti, ha un orto, potrebbe essere opportuno magari coprire le verdure. I cittadini sono invitati a dare la massima disponibilità. Nel caso di trattamento di disinfestazione porta a porta, il sindaco ha chiesto alla polizia locale di svolgere un servizio di controllo particolare nella zona di via Giorgetti per scongiurare qualsiasi tentativo di intrusione di malfattori che volessero approfittare della situazione. Sarà il deputato bellunese del PD Roger Domenech il delegato del Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia nel Comitato Paritetico per la gestione dei fondi dei comuni di confine. Il comitato, composto dai presidenti delle regioni Lombardia e Veneto, dal Ministro per gli Affari Regionali e dai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano o dai rispettivi delegati. Ai lavori partecipano
con diritto di voto i presidenti delle province di Belluno e Sondrio. Al tavolo del comitato paritetico l'onorevole Demenec rappresenterà il ministro Boccia. C'è cauto ottimismo sul futuro delle terme di Valgrande. Andiamo in Comelico con il prossimo servizio. Il Comune di Comelico Superiore sta valutando quale sia lo strumento giuridico ideale per poter mettere a bando e gara la gestione dello stabilimento termale di Valgrande. Abbiamo deciso negli ultimi 2 anni di fare comunque una manifestazione di interesse, quindi dire una sorta di ricerca di mercato che potesse portare al tavolo in discussione non più informale ma formale, diciamo, dei soggetti che possano pensare, diciamo, alla riapertura, e diciamo questa operazione ha portato ad avere alcuni soggetti che hanno fatto una manifestazione scritta, ovviamente, per poter riaprire lo stabilimento. Chiuse nel 2012 dopo una decina d'anni di attività, le terme di Valgrande, volute dalla Regione e sostenute dall'allora assessore bellunese Floriano Pra, bisognano di competenze particolari. Non si tratta di una mera struttura turistica, ma di un centro che necessita di competenze mediche per lo sfruttamento e l'utilizzo dell'acqua particolare che la natura ha donato a Valgrande. Le difficoltà fino ad oggi sono risultate insormontabili, purtuttavia il primo cittadino non si è dato per vinto. Il Comune ha fatto decine e decine di incontri e di sondaggi per capire quali potessero essere le soluzioni ottimali per la riapertura. Il sindaco di Comelico risponde così al consigliere regionale Andrea Zanon, che nei giorni scorsi, intervenendo proprio sul futuro delle terme di Valgrande, aveva parlato di timidi tentativi per provare a ripartire e aveva sollecitato la Regione, proprietaria della sorgente, ad essere protagonista del rilancio dello stabilimento. Siamo aperti a qualunque prospettiva, non c'è mai stata una limitazione. Al rilancio delle terme gioverebbe il progetto di collegamento sciistico tra Padola e Sesto Pusteria. Li vedo come 2 mondi separati che però chiaramente sinergicamente dovranno gioco forza lavorare assieme, quindi saranno sicuramente una sinergia virtuosa. Quando funziona uno funziona anche l'altro. Tra poco ritorna come ogni sera 20:10, si parlerà di mutamenti climatici. In studio il professor Tommaso Anfodillo, ecologo forestale, ed il professor Pietro Zangheri, geologo. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, come sempre in chiusura il meteo. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Benvenuti al meteo. Torna l'alta pressione, inizia dunque una parentesi maggiormente stabile e anche il clima sarà più mite. Vediamo il dettaglio di venerdì 11 ottobre. Sul Veneto ampio soleggiamento dappertutto, il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 7 e 14 gradi, massime in lieve aumento, oscillanti invece tra i 21 e i 22 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà una splendida giornata all'insegna del bel tempo, anche qui con sole ovunque e il cielo sereno. Temperature minime tra 9 e 16 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 21 e i 22 gradi. Situazione sostanzialmente identica anche sul Trentino Alto Adige, con tanto sole su tutti i settori e cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sugli 8 gradi, massime in aumento sui 23 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.